Ciao ragazzi, a volte l'innovazione si trova anche nelle piccolissime cose, non serve inventarsi chissà che, esistono dei sistemi che basta semplicemente che siano integrati perché già funzionano quasi alla perfezione. In questo caso Wear It ha inventato un piccolo sensore che va messo sullo scarpone da sci e deve semplicemente integrarsi col sistema essere umano atleta di sci. Wear It è una realtà di Padova composta da 4 veneti che ha rivoluzionato completamente l'esperienza di sci degli sciatori agonisti e la rende sia più avvincente che più performante, la rende più precisa in termini di dati, in termini di metriche che servono appunto per migliorare la resa degli atleti. Mi è piaciuto moltissimo Carlo Bianchi, uno dei founder, in un'intervista che ha dato, quando ha spiegato che inizialmente Wear It voleva creare uno smartwatch basato su sistema Android. Poi si è accorto che non sarebbe andato molto bene sul mercato, non l'ha nemmeno lanciato e si è concentrato su un'altra nicchia, sulla nicchia dell'internet delle cose, nello specifico nell'ambito sci. Ecco, l'internet delle cose, quella parola che sentiamo spesso, semplicemente significa oggetto che comunica con software, che comunica con essere umano. Wear It l'ha creato un sistema di internet delle cose, ma per una nicchia, quindi a volte pensiamo che l'innovazione debba essere disruptive, debba essere completamente dirompente nella vita di tutti e nel mondo intero. Qualche volta però invece lanciare un prodotto sul mercato per una nicchia può essere molto più utile e molto più redditizio. Quindi complimenti a Wear It per aver identificato la nicchia corretta e aver reso agli sciatori l'esperienza di sci migliore di sempre. Stop whining!